quando il pensiero equivale all'onere doveroso, stimolante e il conseguire della pervasione che troppo si instaura dentro, nell'immediata risonanza imposta gravemente all'eco, divarico il presente, menzionando il passato, proponendo un futuro maggiore di risorse evolutive esternate da incondizionati argomenti. Volete che ve la spiego? Quando il pensiero equivale all'onere doveroso, quando il pensiero è un dovere, stimolante e il conseguire della pervasione. Sei pervaso ed è stimolante il conseguire, il farlo, che troppo si instaura dentro, che è troppo dentro di noi, ok? Nell'immediata risonanza, cioè risonanza, imposta gravemente all'eco, è un eco che continua cioè lo continui a sentire, continua dentro di te questo dovere, divarico il presente, spalanco il presente, menzionando il passato e cerco nel passato, proponendo un futuro maggiore, di proporre un futuro maggiore, cioè più grande, più ampio a questo dovere, di risorse evolutive esternate, cioè di risorse, di qualcosa che è stato già detto, già fatto, da incondizionati argomenti, che appunto questi argomenti erano stati fatti. È semplice, basta soltanto ascoltare, non è difficile, non sono così complicate. Ciao. Qualcuna ve le spiego, in modo che capiate come fare per capire le mie poesie, poi troverete anche da leggerle. Ok? Saluti.